Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Come avete visto dal titolo, oggi parleremo ma chi sono questi maghi? E prima di iniziare il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale di The Garden del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare i nostri gruppi Facebook e Telegram e soprattutto su Telegram alle 20:30 lunedì sera teniamo un percorso esoterico e poi vi ricordo che il vostro Marietto al mercoledì alle 20:30 sul tubo tiene una live gratuita con delle risposte col pendolino. Bene, detto questo, il vostro Marietto inizia un po' la pillola e vi vuole dire perché oggi parla di questa cosa qua. Chi sono questi maghi? L'altro giorno guardavo una pillola di un famoso esoterista mago che rimproverava un po' le persone tramite il tubo perché si affidavano a dei maghi ciarlatani e dava un po' di birichini sia ai maghi ciarlatani che alle persone che buttavano via sia i soldi che il tempo su queste persone. Allora, prima di tutto bisogna un po' partire agli albori della magia, di quando è incominciata a essere divulgata e scritta e quindi si parla per noi occidentali si parla un po' del Vecchio Testamento. Nel Vecchio Testamento venivano chiamati profeti e poi alcune volte maghi e via dicendo. Però il problema cos'era? Che nel Vecchio Testamento quando un mago sbagliava previsione o profeta sbagliava previsione, gli tagliavano semplicemente la testa, lo mettevano in piazza e zacchete via. E quindi chiaramente di maghi ce n'era pochini e quelli pochi sicuramente erano bravi. Poi con l'evolversi del tempo noi ci siamo resi conto che ci sono quelli bravi, quelli bravi e purtroppo quelli birichini che di magia magari non hanno niente. Allora fondamentalmente quelli bravi, oltre a essere maghi, fondamentalmente hanno la mente da militare, e cioè scatola, ma non perché un militare è limitato, ma proprio perché si rendono conto della grande responsabilità che hanno o tramite i loro doni o tramite le loro conoscenze e quindi per forza di cosa sono militari o paramilitari. Noi ne abbiamo conosciuti alcuni nel percorso dell'umanità. Uno dei più famosi sicuramente era Gengis Khan, che era sia sciamano che guerriero e chiaramente perpetuava la loro razza, la loro etnia. Un altro fu il Führer e un altro Ceausescu. Ceausescu purtroppo è stato, come si suol dire, ammazzato, però bisogna riconoscere che Ceausescu, la propria nazione, era l'unico Stato al mondo che non aveva debito pubblico e la loro popolazione che si dica bene si dica male, in quel periodo in cui Ceausescu è stato al potere, ha prosperato, sia il povero che il ricco stavano discretamente bene. Quindi bisogna rendersi conto che quando si cerca un esoterista bisogna sempre avere consapevolmente l'idea che bisogna cercare il migliore e a un prezzo adeguato. Allora, ci sono quelli bravi che il prezzo elevato lo tengono alto non perché vogliono lucrare, perché molto probabilmente a loro il denaro interessa molto relativamente, anzi non gli interessa per niente molto probabilmente. Lo fanno solamente per filtrare, perché hanno un compito in questa loro vita. In questa loro vita hanno un compito e quindi cercano di dare un taglio, perché chiaramente aiutano di nascosto. Poi ci sono i bravi che cercano di barcamenarsi e poi ci sono veramente quelli che sono dei birichini, che solamente hanno, come si vuol dire, una parvenza, ma non hanno nessun tipo di conoscenza esoterica reale. E cioè praticamente scimmiottano e imitano. Alcune volte fanno dei rituali e alcune volte i clienti glieli commissionano e non li fanno. Voglio dire anche una cosa, quando un rituale viene fatto, anche se lo fa una scimmia, e lo ripeto, anche se lo fa una scimmia, alla fine funzionerà. Perché? Perché se è fatto e viene in un certo senso lanciato e viene appiccicato alla lastra eterica della luna, qualsiasi cosa viene messa lì
la cosa va avanti. È chiaro che c'è il karma anche della persona, e quindi se il karma della persona su cui viene fatto è più forte, e quella persona deve essere da A e B, e questo mago lo vuole far arrivare a C, faccio una cosa, e ripeto, non è un mago, è un birichino, 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 però ha imparato quei 4 rudimenti e li cerca di mettere in opera. Alla fine la cosa, anche se sembra che non vada a buon fine, la cosa funzionerà. Il problema è che questi alcune volte si prendono i soldi e non fanno l'operazione e dicono di averla fatta. Mi ricorderò sempre la storia di una signora che ho conosciuto 6 o 7 anni fa, che mi disse che a un tipo che su un social aveva aperto una, in un gruppo di voodoo, no, gli aveva commissionato un avvicinamento. E cosa è successo? Gli ha dato questi 250 euro pensando di fare l'affare, perché questo tipo effettivamente in questo gruppo social insomma si vendeva molto bene. Gli spedì la merce, il problema è che sbagliò indirizzo, gli tornò indietro, a che sta signora chiese a questo tipo che si propinava come mago voodoo e roba del genere, se aveva fatto l'operazione. Questo tipo chiaramente gli ha detto di sì, e lei gli ha detto: ma come fai a averla fatta se mi è ritornato indietro quello che mi avevi chiesto? Quindi capite che esiste una pletora di personaggi che corre sul tubo a metterci la faccia, a vendersi. In altre parole, sono diventati dei venditori porta a porta, solo che vanno sui social. Quindi quando uno cerca un aiuto esoterico, e fa bene a cercarlo, perché purtroppo siamo attaccati anche come nazione, e ve l'ho già spiegato che da sud stanno arrivando i Vatussi alti alti, e dall'est sta arrivando una, come si vuol dire, una non evangelizzazione, ma un'invasione culturale di esoterismo tout court praticamente. Noi in un certo senso dobbiamo difendere anche il nostro suolo e la nostra sacra patria. E chiaramente dobbiamo, come si vuol dire, esoteristi, mettere degli argini, perché sennò a un certo punto troveremo per strada più geni malefici del Sudafrica, dell'Africa, che i geni propositivi che hanno fatto diventare l'Occidente quello che è attualmente a livello mondiale. Poi è chiaro che ci sarà quello che dice: ma noi abbiamo fatto così o cos'ha, ma bisogna ricordarsi che questo periodo storico negli ultimi 6 anni ha portato ad avere una grandissima percentuale di persone che possono avere una vita che sia possibile chiamarla vita. Nella realtà ci sono, e ve l'ho già detto, 800 milioni di persone che non hanno il gabinetto in casa, e 1 miliardo di persone in questo mondo che non ha la corrente in casa. Quindi noi, che voi possiate pensare che stiamo andando bene o male, in questo Occidente stiamo andando bene in confronto a molte altre qualità di persone che sono su questo pianeta. Quindi cosa voglio dire? Voglio dire che quando voi vi rivolgete a un esoterista avete 3 possibilità: o beccate quello birichino, birichino, birichino che vi fa perdere tempo e denaro, o beccate quello bravo che cerca di fare il suo bene e sa il suo potenziale, o quello bravo bravo. Quello bravo bravo vi ricordo che sarà difficile da acchiappare, anche perché se lo tengono stretto, ad esempio le multinazionali. Io ho conosciuto alcuni che lavoravano per grosse ditte nazionali tipo assicurazioni o industrie di computer, che lavoravano esclusivamente per loro, oppure sono responsabili personali di grandi banche, e sicuramente non ci vanno a mettere la faccia sui social, magari di nascosto sì, ma la faccia sui social lasciate stare, no? Quindi vi può capitare o di trovare i bravi o i birichini, birichini, birichini. Quindi, cari amici, state attenti a questa cosa. Bene, il vostro Marietto ha finito qui. Vi chiedo, se non avete ancora fatto, iscrivervi al canale di Ildegare Marietto Veneziano, e di venirci a trovare sui social. Grazie cari amici, e alla prossima, ciao!